Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con la velocità da parte di Numero 2, Danielone, squalificato. Davidia, Eva Canteffe per andare al comando con accanto Davidia, poi BB King dei Veltri, ha sbagliato Danielone, poi ha contatto subito Axel Nib, partito molto bene, 14-8 il lancio, sfila a condurre Davidia in vantaggio, muove all'esterno BB King dei Veltri che punta in avanti. Va a chiedere strada a Davidia che però vorrebbe rimanerci al comando, insiste BB King, 29-2 i primi 400 metri di corsa, BB King tende a passare con un po' di spesa, alla fine Davidia ha deciso di concedere strada a BB King dei Veltri, 43-6 i primi 600 metri molto svelti. Davidia seconda in corda avanti a Eva Canteffe, quindi Axel Nib che precede bellamente. Poi ancora Captor delle Selve a stecca di Marelleboro DR che è stato quello che ha girato Numero meglio 5, Amos dei Rapp, penalizzati, ma rimane squalificato. ancora in coda al gruppo. Si continua ad andare fortissimo, 58-6 per i primi 800 metri di corsa, BB King dei Veltri al comando. Passa il chilometro in 1,14,5, primo vero parziale di rifiato per BB King dei Veltri che guida nei confronti di Davidia. Poi Eva Canteffe allo scoperto Captor delle Selve che ha mosso in anticipo su L Boro DR davanti alle tribune, una frazione in 15,2, 1,29,7 in 1.200. BB King dei Veltri al comando nei confronti di Davidia, all'esterno prova ad avanzare Captor delle Selve, in corda rimane Eva Canteffe che precede Axel Nib, sempre in seconda pariglia il favorito L Boro DR. La curva passata in 15,4 ancora da BB King dei Veltri che si mantiene in vantaggio nei confronti di Davidia. All'esterno sempre Captor delle Selve attende il più possibile Pietro Gubellini per spostare con il Boro DR quando siamo a 400 dal palo. La retta di là in 14,5, 1,59,6 il miglio di gara. BB King dei Veltri è in vantaggio nei confronti di Davidia, Captor delle Selve di fuori e Leboro che attende ancora per spostare all'ingresso della dirittura d'arrivo. È in vantaggio BB King dei Veltri, la mossa di Leboro DR dalla pariglia, Davidia che sposta la scia di BB King in vantaggio, ci prova Davidia al suo esterno, scatta Leboro DR, insiste Davidia che passa nei confronti di BB King dei Veltri. Davidia nel finale viene a vincere nei confronti di BB King dei Veltri al terzo Leboro DR. 29,9 ad arrivare, 1,15,3 il ragguaglio cronometrico per il successo di Davidia. Giuseppe Ferrante che guida allena per i colori di Ivan Grasso, il successo del numero 4 dello schieramento. Vittoria di Davidia che scatta da seconda in corda su BB King dei Veltri, passa di slancio nel finale, vince chiaramente BB King dei Veltri, ancora secondo nei confronti dell'Eboro DR, poi al quarto posto a completare le operazioni per il quartet è Captor delle Selve, mentre al quinto finisce Eva Kant F, quindi andando a ricapitolare in numeri 4-1 14 la tris, 4-1 14 6 il quartet, 4-1 14 6 3 il probabile quintet. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni, interventi della giuria. L'ottava e conclusiva dall'arcoveggio. La tris quartet quintet di giornata viene vinta da Davidia Giuseppe Ferrante che nel finale esulta con la pacca sul posteriore per vincitrice Davidia e Giuseppe Ferrante.